Benvenute in un nuovo video di Amazing Marty Makeup. In questo video vi voglio parlare del mio primo ordine di scarpe acquistate da me senza provarle, quindi rendetevi forte. Io sono andata a comprare le scarpe su questo sito dechman.com. Non vedevo l'ora di fare questo video perché così mi tolgo lo scatolone dalla camera. Allora, le scarpe in questione sono queste. Pronte? 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 Da. Allora, posso capire che magari per molte di voi che non piacciono i tacchi bassi diranno cos'è sto obbrobrio, però io oltre a lavorare, vivere, mangiare, dire baciare lettere al testamento, ballo anche salsa e cercavo un paio di scarpe che fosse chiuse, con poco tacco e soprattutto comode e vedete appunto che le ho usate un pochino e mentre vi posso un attimo parlare. No, innanzitutto il sito dechman.com, adesso vi comparirà magicamente la scritta. È un sito, praticamente vendono scarpe di tutte le griffe, di tutte le cose. Il marchio, principal modo della scarpa che io ho acquistato è interno suo di loro e il marchio è questo, è Graceland. Allora, faccio una piccola premessa. Io sono riuscita ad andare in un negozio Dechman, ci sono pochi punti selezionati, ci sono diversi punti selezionati, non pochi, comunque nelle grandi città. E io ero andata su quello di Mestre, mi pare, sì, anni fa. E per un prezzaccio ridicolo mi sono comprata un paio di scarpe. E fatto sta che erano di questa marca qua. E il 41 di questa marca qua è veramente, veramente comodo. Cioè, proprio hanno studiato una calzata ottima. Le scarpe che avevo preso quella volta erano delle zeppette elegantine, proprio scialle. E quindi queste scarpe a un prezzo così, cioè non prenderle o almeno per provarle era veramente ridicolo, anche perché sono formata in zona e un paio di scarpe con questa fattezza qui venivano dai 60 euro in su, quindi cioè insomma parliamone. Mi sono fidata a comprarle, perché le avevo già provate, però vi posso assicurare che questa marca qua, questa sottocategoria di scarpe è veramente veramente comoda, ma anche perché c'era la possibilità di fare il reso. Nel momento in cui voi ricevete la scarpa, la provate, vi consiglio comunque sempre di magari mettervi provare su un pavimento pulito. Certo, non provate le scarpe in strada, ecco. Vedete che non vi va, chiudete tutto e seguite le procedure del sito per fare il reso. E il reso era veramente semplice nel mio caso non mi fossero andate bene. Bastava solamente compilare i moduli, usare lo scatolone che ti era erano arrivate le cose, bannare tutti i dati e accompagnare quello con la bolla. Comunque era gratuito e la cosa mi intrippava abbastanza, perché dicevo vabbè, ho perso un po' di tempo però non ho perso i soldi. Nello stesso ordine, siccome io sono un po' vecchia inside, non riesco a portare le scarpe chiare con la borsa scura, ho abbinato anche questa graziosissima borsettina a tracolla con il tracollino qua così, che questo è finto, cioè non si muove, c'ha il suo bel bottone e vi arrivava chiusa con il suo bel gancetto per aprire e chiudere la borsa. Adesso io sono imbranata come una talpa a recensire borse. Comunque quello che vi posso dire è che è fatta veramente bene, la qualità c'è, le rifiniture sono proprio fatte proprio bene, anche sotto è abbastanza grande per essere una borsetta così di bellezza, io la chiamo. E dentro ho trovato ovviamente la carta per mantenerla in forma ed è con questo patter, si dice patter,
vabbè, ok. Con questo pattern così fiorelloso che è un po' primaverile, e se vedete l'abbinamento ci sta a bomba, vedete? Sembra le sue. C'era anche nera e questo l'ho pagata a 12,90 € e superate i 30 euro di spesa nel sito, la consegna vi è gratis. Quindi sportivi all'ascolto, amante dei tacchi e non, gente che vuole cambiare la borsa ogni 3 mesi e non vuole spendere ovviamente ogni volta 70-80 euro di budget, vi consiglio veramente di andare a dare un'occhiata al sito della Deichmann, perché hanno veramente delle gran belle cose. E le borse sono veramente molto semplici, oppure anche quelle un po' più carucce che sono anche di pelle e tutto quanto, però sono pensate bene. Ovviamente la marca di scarpe che vi ho fatto vedere, questo marchio qui, loro hanno anche altre tipologie di scarpe, per esempio hanno credo la linea Catwalk, che è quella ispirata alle modelle, quindi tacchi vertiginosi. Se non lo conoscete, il sito Deichmann ve lo consiglio perché io sono rimasta molto molto soddisfatta. E io vi mando un saluto e vi voglio anche ricordare innanzitutto che questo video non è sponsorizzato, anzi, ciao. E, niente, questa è la mia onesta e semplice impressione su come mi sono trovata su questo sito. Vi mando un saluto e alla prossima. Ciao!